Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere in questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. L'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà. L'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà. L'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, benvenuti a questo nostro momento insieme. Continua la musica, grazie anche a Nicolò e al coro che conosceremo tra qualche momento e che ci permetterà di passare insieme questo pomeriggio con il desiderio che la nostra Chiesa di Chiavari possa presentare il lavoro di un cammino durato 2 anni e di poter rilanciare anche con le linee pastorali che tra poco il Vescovo ci presenterà. Insieme a me c'è oggi pomeriggio Luca. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati in questo pomeriggio di sole, anche di festa. Salutiamo anche chi ci sta seguendo in diretta su Telepace. Sarà un pomeriggio insieme che vivremo poi anche, come dicevi Alberto, con la consegna del lavoro pastorale che in questi 2 anni ci ha visti coinvolti nei tavoli di lavoro, e abbiamo scelto, come dire, 4 parole chiave che accompagneranno questo pomeriggio. Siamo partiti in fondo dall'ascoltarci insieme, dalla lettura del territorio nei quali abitiamo, abbiamo fatto poi un'opera di discernimento, e sarà questa la seconda parola, per poi arrivare allo scegliere, il tutto dentro un aspetto e un'esperienza di fraternità e di comunione. Questo sarà in qualche modo il programma con queste 4 parole del pomeriggio. Daremo la voce, come abbiamo già ascoltato, a Nicolò e al coro delle Mani Bianche di Chiavari e della Liguria,
e daremo la parola anche a tutti noi, perché in fondo la festa diocesana è anche la nostra festa. Allora sarà bello ascoltare dalla voce di chi è in piazza che cosa è stato questo cammino compiuto durante questi 2 anni. Allora insieme a noi c'è anche Cristina Oneto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio a tutti i presenti, anche a tutti i telespettatori che ci sentono da casa. E sì, andremo insieme a Luca a tastare un po' il polso della piazza, ma questa piazza deve dimostrare la sua gioia. Fatelo con un bel applauso, ma fatevi sentire forte, più forte. Ancora più forte. L'invito del Vescovo è stato anche sui manifesti: rinnovati nella gioia del Vangelo. Dobbiamo farci sentire in tutta la nostra gioia. Come abbiamo detto, è stato un cammino che è durato 2 anni. Allora io andrei proprio a iniziare a colloquiare con qualcuno che ha partecipato ai lavori dei tavoli. Allora mi avvicino, ecco, venga qua a favore di camera la signora Francesca. Francesca, lei dove ha collaborato a questi tavoli? In quale zona? Ero nel gruppo numero 6, era il gruppo interparrocchiale, cioè fare comunione. E per me è stata una bellissima... Gruppo numero 6, quindi Chiavari? Numero 6. Ambito Chiavari, perfetto. Per me è stata una bellissima esperienza, perché innanzitutto è stata un'esperienza vederci con altre persone, e quindi abbiamo fatto già comunione fra di noi, e vederci, incontrarci, conoscere anche persone nuove. E poi nel nostro gruppo alcune persone andavano anche a intervistare altre persone della città, e quindi è stato un metterci insieme con gli altri, e quindi devo dire che è stata una bellissima esperienza. Diciamo il camminare insieme è stato già sperimentato proprio in questo lavoro, poi sono stati prodotti anche dei documenti, comunque si è parlato anche di cose concrete. C'è qualcosa in particolare che l'ha colpita e che in qualche modo ha a cuore anche per il futuro della diocesi? Ma innanzitutto è stato bellissimo anche la veglia che abbiamo fatto nella Quaresima, nella chiesa, dove ci siamo incontrati tutti, abbiamo fatto preghiera e digiuno, quindi anche quello è stato un momento bellissimo, e ho notato che tutte le persone che erano presenti erano tutti contenti di questo incontro. E la cosa bella è che nel nostro gruppo dicevamo sarebbe bello far comunione un po' con tutti, andare noi a cercare gli altri, ecco, di non aspettare che vengono loro in cerca di noi, ecco. Bene, grazie. Allora ringraziamo. Alberto? Sì, possiamo notare anche che al lato della piazza ci sono alcuni banchetti che testimoniano anche alcune realtà di questo cammino sinodale anche della nostra Chiesa. In particolare vedo il banchetto della missione a Cuba, il banchetto della Caritas anche. Per chi si vuole aggiornare sul cammino fatto, c'è un banchetto in cui sono raccolti tutti gli atti dei diversi vicariati e delle diversi ambiti pastorali, e poi anche un banchetto culturale per chi vuole approfondire alcuni aspetti, alcuni libri, alcune possibilità di dire ma cosa significa veramente essere una Chiesa sinodale. L'invito è partito da Papa Francesco con l'Evangelii Gaudium, è stato ripreso dal Convegno Nazionale di Firenze ed è arrivato anche nel territorio nostro. Luca ci fa ascoltare un'altra testimonianza. Esatto Alberto, perché si parlava di sinodalità, questo cammino fatto insieme che necessariamente deve partire dall'ascoltarsi insieme. Allora abbiamo con noi Paolo, arriva da Casarza Ligure. Intanto in quale tavolo sei stato coinvolto? Ma io ho partecipato al tavolo Uscire, uno dei 4 tavoli che abbiamo organizzato nell'ambito Casarza, Castiglione, Moneglia. E in effetti, ecco, tu parlavi di ascoltare. Noi credo abbiamo fatto esperienza nel lavoro del nostro tavolo dell'ascoltare declinandolo in vari modi. Tanto innanzitutto ci siamo ascoltati fra di noi, è stato un ascoltare, un ascoltarsi, un condividere esperienze, idee, anche partendo dalle nostre differenze, mettendole in gioco e creando in questo modo anche legami, relazioni. Credo questa sia stata un'esperienza condivisa un po' da tutti i tavoli. E poi però abbiamo provato a vivere l'ascoltare anche come un porsi in ascolto della realtà, della storia in cui viviamo, e porsi in ascolto soprattutto delle fragilità, delle debolezze del nostro tempo. E ancora poi un'altra dimensione poi di base dell'ascolto,
che è l'ascolto della parola, cioè alla base del nostro lavoro, del nostro tavolo, c'è stato l'ascolto, la centralità della parola, ecco, una parola che può dare forma alla nostra vita e che possiamo consegnare veramente al nostro tempo, sempre viva, attuale. Ecco, partendo da questa esperienza che avete condiviso insieme, quali sono stati, almeno nel tuo tavolo, gli elementi di sintesi più preziosi che vi siete portati a casa? Sicuramente l'uscire declinato nella realtà concreta del nostro ambito diocesano significa sperimentare percorsi di lavoro insieme al di fuori dei confini della singola comunità parrocchiale, quindi ricercare percorsi di ambito, percorsi di formazione o anche di riflessione sulle esigenze del territorio che possano appunto coinvolgere le nostre comunità. Ecco, cercare in qualche modo di uscire da una prassi che ci porta a essere un po' come dire, concentrati, un po' autoreferenziali, concentrati soltanto sul nostro campanile, sulla nostra parrocchia, e invece, ecco, potenziare proprio un cammino insieme. Ecco, grazie Paolo, vedremo poi anche su questo aspetto quali saranno le consegne che Monsignor Tanasini affiderà alla nostra chiesa locale. Partendo allora da Casarza Ligure ritorniamo a Alberto. Ecco, Luca ci diceva delle consegne che ci darà il Vescovo, perché l'invito che è partito proprio dal Vescovo è quello di poter dedicarci a un rinnovato annuncio del Vangelo, e per questo la Chiesa di Chiavari si metta in condizione di farlo, e noi siamo qui proprio per ascoltare, essere tutti disponibili ad ascoltare quello che è stato il cammino fatto, perché è una ricchezza per tutti. Cristina ha un'altra testimonianza. Ho un'altra testimonianza, così anche diamo una fotografia del territorio. Eravamo prima a Casarza Ligure, adesso andiamo a Sant'Ambrogio di Zoagli, che fa parte del vicariato di Rapallo. Allora, intanto, come le sembra questa piazza? Beh, è la piazza che testimonia il mandato che il Papa ha dato a tutti noi. Quindi la presenza nostra per poter parlare, per poterci incontrare e raccontarci ciò che è importante. Il Papa ci ha dato come consegna l'evangelizzazione di questo nostro tempo. Il lavoro che abbiamo svolto, che è stato svolto nelle parrocchie e non solo nelle parrocchie, è proprio quello di essere andati ad ascoltare anche le periferie, cioè ascoltare quelle esigenze che forse rimangono nascoste nel nostro territorio. L'occasione di questo incontro e l'occasione del lavoro che è stato fatto dalla Diocesi è stato proprio quello di raccogliere il messaggio del Papa, e ringrazio il Vescovo che ha dato questa opportunità affinché sia possibile rincontrarci e riparlarci. È importante. Ecco, lei che cosa si aspetta un po' da il dopo questa giornata? Il cammino in qualche modo di questi 2 anni è stato tracciato prima dal convegno ecclesiale di Firenze e poi da un lavoro proprio esplicito della nostra diocesi. Ora però non è un momento di arrivo, un momento di ripartenza. Lei come vede il futuro e anche la linea pastorale futura? Ma credo che tutto dipenda dalla testimonianza che ognuno di noi è in grado di dare. Cioè, parlare di evangelizzazione e parlare di, come dire, di incontro fra la gente è importante. Lo abbiamo sperimentato anche con altri momenti nella diocesi, il convegno con i giovani e altri momenti proprio degli ultimi tempi. Riparlare e ridiscutere anche, pur magari con persone che la pensano diversamente, ma cominciare a parlare diventa il mandato, secondo me, del prossimo futuro, e un futuro che deve essere senz'altro inteso come positivo, dentro, voglio dire, al chiasso, al rumore di questi nostri tempi. Grazie, e adesso io mi avvicino a Titta Arpe, perché il prossimo momento, mi dicono dalla regia, la nostra scaletta prevede un altro intervento. Allora intanto grazie per essere qui. Titta, ci puoi presentare questo gruppo di bambini che ha accompagnato prima nel canto Nicolò? Sì, allora il nostro è proprio, come ha già annunciato prima Alberto, è il coro Mani Bianche Chiavari Liguria. Nasce da una mia idea
Io ho voluto unire due mie grandi passioni, la musica e la lingua italiana dei segni. Io ovviamente sono interprete della lingua dei segni, sono educatrice e ho voluto creare questo progetto, un progetto che nel tempo si è evoluto, è cresciuto sempre di più. Oggi come oggi i nostri bambini sono circa una quarantina e vogliamo promuovere innanzitutto la lingua dei segni, la musica, l'integrazione, ma soprattutto la libertà di espressione di ogni individuo. Io mi avvalgo anche della collaborazione, oltre che dei bambini e dei genitori, che devo ringraziare ogni volta perché sono straordinari, di altre due educatrici e interpreti che sono Gianni Costa e Noemi Zerbone. Noi accompagniamo solitamente cantautori locali, Fabrizio Pagliettini, che non a caso è anche mio marito, e mio figlio Nicolò. Ancora un po' familiare, È nato, esatto, tutto in famiglia. E Nicolò, mio figlio, che è il ragazzo che canta, che sin da piccolo ha dimostrato questo talento e questa passione per la musica, quindi è nato tutto in casa e ora però si sta espandendo. Siamo anche in contatto, in collegamento con il Coro Mani Bianche di Roma, quindi insomma meglio di così non potrebbe. Di tante età vedo i bambini, La più piccola, il più piccolo? Dai 6 anni ai 14 anni, oggi la più grande non c'è, però sì, più o meno dai 6 ai 14 anni. Bene, allora direi, Luca, che adesso si può procedere con una seconda parte musicale. Esatto, il secondo brano che chiude, diciamo, questa prima parola, che è la parola ascolto, grazie a Nicolò, Il cerchio della vita.
Grazie. Grazie ancora a Nicolò e al coro delle voci bianche. Un altro verbo importante di questo nostro cammino insieme è stato il verbo discernere, un verbo molto caro a Papa Francesco, infatti l'ha ripreso anche in questo nostro percorso sinodale il nostro Vescovo, chiedendoci proprio di individuare quali possono essere le strade oggi da percorrere per essere fedeli testimoni del Vangelo nel nostro tempo. Tra le testimonianze che la nostra diocesi offre c'è anche, come accennavamo, la missione di Cuba, e Luca è proprio vicino al banchetto della missione di Cuba e ci racconta di che cosa parla. Esatto Alberto, perché con Don Maurizio Prandi, che di strada ne ha percorse tante in quel di Cuba, dopo di lui Don Paolo Bacigalupo e oggi Don Claudio Arata, siamo vicini proprio al banchetto che racconta attraverso delle immagini ma anche attraverso degli oggetti che cos'è questa esperienza che ormai da diversi anni la nostra diocesi porta avanti. Don Maurizio, spiegaci il contenuto di questo tavolo al quale poi invitiamo le persone ad avvicinarsi. Beh, buonasera a tutti. Hai detto tutti i nomi, diciamo anche l'altro, Don Federico, che è quello che ha cominciato la missione a Cuba. Intanto le persone, se desiderano, potranno prendere un piccolo documento che segna l'inizio della missione, la prima intervista che hanno fatto a Don Marino e a Don Federico quando sono partiti. E poi alcune foto che rappresentano i momenti della missione e dell'artigianato che stiamo proponendo ormai da tempo anche per le persone che decidono di sposarsi per usare come bomboniere, oppure la prima comunione e le cresime. Lo proponiamo un po' a tutta la diocesi anche per aiutare sul campo delle persone che hanno bisogno di lavorare. A Cuba oggi si trova Don Claudio Arata, fa avere sempre notizie, come dire, di grandi necessità anche di sostegno. La comunità diocesana su questo si è sempre data da fare, onestamente. Sì, adesso, come spesso accade, manderemo giù molte medicine delle quali c'è bisogno e l'elenco è arrivato, gli aiuti stanno arrivando anche e speriamo di fare la nostra parte. Bene, grazie. Cristina, a te. Sì, da Cuba a Santa Margherita Ligure, ma questa è l'universalità della Chiesa, d'altronde siamo insieme a due signore che hanno collaborato ai tavoli di santo. Il vostro nome? Valeria. Anna. Benissimo, allora ci mettiamo così e anche per voi raccontiamo un po' questo cammino, come è iniziato. Quando vi è stata fatta questa proposta, che cosa avete pensato? Io lì per lì quasi quasi non volevo partecipare, poi a un certo punto, all'ultimo momento, ho detto ma se questa cosa la vuole il Papa bisogna proprio che mi butti. Ho fermato Don Valerio e gli ho detto guarda che ho deciso insieme a Marcello di partecipare anch'io a questo cammino e sono stata felicissima di averlo fatto. La signora era più decisa, determinata, oppure anche lei ha avuto qualche titubanza all'inizio? Ma mi sembrava invece di essere più decisa, perché ci credo molto a questo lavoro così, che era della trasfigurazione, ma come la bellezza di portare qualcosa di nuovo nella nostra liturgia, per non farla sempre più pesante, cioè di alleggerirla, ma nella bellezza dello spirito che ci aiuta a... Tra l'altro Santa Margherita Ligure è una città turistica, quindi in questa stagione sicuramente anche le chiese saranno affollate da tanti turisti. Ecco, alla fine di tutto il percorso possiamo dire che è stato un lavoro proficuo? Sì, sì, e poi è stato bello perché è stato fatto con sincerità e poi abbiamo condiviso tutte le... prima quello che ci aveva colpito nel Vangelo, nei brani del Vangelo, e poi abbiamo condiviso quello che ci piaceva, che già esiste nelle nostre parrocchie, e quello che invece non ci piaceva tanto, che avevamo il desiderio che si rinnovasse. Ed è stato bellissimo perché un nostro amico, diciamo, e anche altri del nostro gruppo l'hanno appoggiato, che ha chiesto che sia all'adorazione eucaristica e anche nella processione del Corpus Domini ci fosse più ascolto, qualche canto, ma più silenzio, leggere poco e poi
ascoltare, seguire Gesù eucaristico in silenzio, e quando l'abbiamo fatto è stato proprio bello. Bene, allora si riparte con gioia? Si riparte assolutamente sì, con gioia e con grande desiderio di questo cambiamento, di fare le cose più col cuore, che non solo per ubbidienza a delle cose vecchie, ma che questo spirito davvero possa trasformarci un po'. Bene, grazie allora anche al contributo da Santa Margherita Ligure. Come vedete alle mie spalle c'è già il nostro coro Mani Bianche e sul palco vedo pronto Don Alberto. Sì, dicevate gioia, sicuramente la gioia che trasmette anche questo coro insieme a Nicolò, ed è la gioia che ci richiama anche il nostro Vescovo nell'averci radunati qui insieme. Infatti proprio nella... È acceso. Quindi nel momento in cui il Vescovo ci ha convocato, ci ha detto proprio che questo momento esprima la vitalità della nostra Chiesa. Lo vogliamo fare anche attraverso queste canzoni. Ora ascoltiamo Brivido. Grazie. Quando senti una musica, lo vedi che si illumina e comincia a muoversi su e giù. E in quel dondolio riconosco la purezza, riscopro ciò che io non sento quasi più. Occhi senza sguardo, ma cuore sempre aperto, insegnami a difendere il buono che c'è in me. Basta niente per conoscerti, basta la tua voce in lui ti saluta subito. Come va? Ma essere come te è essere speciale. Tu non sei diverso, sei uguale a me. E se non ci credi e per dispetto mi sorridi, prendi questa musica, dividiamo un brivido. Sono come te, sarò i tuoi occhi. Tu per me sentirai profumi e suoni più speciali. Sono come te, sarò i tuoi occhi. Tu per me ascolterai il battito lieve delle ali che non sento più, che non sento più. Certo, la vita non è facile, poi nascono domande a cui non sai rispondere, lo so. Ma essere come te, essere speciale, tu non sei diverso, sei uguale a me. E se non ci credi e per dispetto mi sorridi, prendi questa musica, dividiamo un brivido. Sono come te, sarò i tuoi occhi. Tu per me sentirai profumi e suoni più speciali. Sono come te, sarò i tuoi occhi. Tu per me ascolterai il battito lieve delle ali che non sento più, che non sento più. Sono come te, sarò i tuoi occhi. Tu per me sentirai profumi e suoni più speciali. Sono come te, sarò i tuoi occhi. Tu per me ascolterai il battito lieve delle ali che
non sento più, che non sento più. Grazie. Niccolò Pagliettini e il coro Mani Bianche, Chiavari, Liguria. Grazie. Grazie. Andiamo avanti con il nostro itinerario, siamo dentro la parola discernere e ci stiamo per avventurare ormai dentro la parola scegliere. Lo facciamo questo passaggio insieme a Sebastiano, che arriva dalla parrocchia di Santo Stefano del Ponte di Sestri Levante e fa parte della consulta diocesana di pastorale giovanile. Come sapete, ad ottobre si svolgerà il Sinodo dei Vescovi dedicato proprio al tema i giovani, la fede e il discernimento vocazionale, e possiamo dire, Sebastiano, che almeno all'interno della consulta diocesana di pastorale giovanile questa parola è stata anche praticata. Sì, innanzitutto l'abbiamo praticata fra di noi, fra i membri di questa consulta, che veniamo da tutti i vicariati, i movimenti, le associazioni, ed è un confronto aperto, vero, sui giovani che frequentano i nostri gruppi, le nostre realtà, e anche sui giovani che invece non li frequentano. E poi anche attraverso delle scelte concrete. Ad esempio, negli ultimi 2 anni, e in quest'anno particolare, abbiamo proposto un momento di ritiro per i giovani che potessero essere proprio aiutati nel loro discernimento, quindi nel prendere delle scelte per la loro vita. E come ricordava adesso Luca, a ottobre vivremo il Sinodo, dal titolo appunto Fede, Giovani e Discernimento Vocazionale, e ci stiamo preparando a vivere un cammino estivo con i giovani che attraverserà le nostre città, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Lavagna, per arrivare insieme a Roma, dove pregheremo insieme al Papa, appunto perché questo Sinodo porti effettivamente un frutto buono per i nostri giovani. E sarà tra l'altro il primo incontro che Papa Francesco avrà con i giovani italiani. L'organizzazione anche di questo momento, di questo cammino, che non è, diciamo, una cosetta, perché organizzare un cammino che parta da Rapallo per poi coinvolgere anche tanti ragazzi delle diocesi sino a Roma è un'esperienza, diciamo, anche di preparazione che vi porterà a delle scelte concrete. Assolutamente sì, è un percorso bello perché lo viviamo come diocesi di Chiavari, ma insieme ad altre diocesi, Genova e La Spezia, e a tutte le altre diocesi ligure. Indubbiamente faremo delle scelte e queste scelte ci porteranno quindi a vivere, secondo me, però un percorso bello, che sia veramente d'aiuto per i giovani, che possano trovare qualche spunto per la loro vita, qualcosa di bello da poi mettere in pratica. Esatto, l'augurio è davvero quello che sia un'esperienza di cammino, di discernimento, per chissà arrivare anche a delle scelte e magari anche a delle scelte definitive di vita. Grazie a Sebastiano, buon lavoro. Cristina, a te. E io proseguo sul filone dei giovani perché abbiamo qua Isabella, che è una giovane ragazza della Val Fontana Buona. Anche la Val Fontana Buona ha un suo ambito che corrisponde al vicariato, anche voi avete collaborato al lavoro di questi mesi. Intanto, che esperienza è stata? È stata un'esperienza bella anche dal punto di vista di giovane, proprio perché siamo stati coinvolti insieme agli adulti nel pensare la Chiesa, e quindi imparare a pensarla insieme è qualcosa di bello, che ci fa sentire partecipi e ci fa pensare che è una cosa nel nostro cuore, ecco, che ci sta a cuore e per cui spenderci. Ecco, sentivamo parlare prima delle periferie che spesso anche Papa Francesco cita. Insomma, in qualche modo le nostre vallate possiamo considerarle anche un po' periferiche rispetto ai grandi centri urbani. Ci sono esigenze che sono emerse diverse rispetto a quelle che possono essere le esigenze di una grande città? Sì, sicuramente il nostro territorio così frammentato in piccoli paesi e quindi in piccole parrocchie ci interroga, proprio pensando alle persone che sono presenti, al fare in modo che siano partecipi, ma che anche riescano a assaporare l'universalità, diciamo, della Chiesa, l'essere in contatto con la diocesi, non perdersi nei campanilismi, ma allo stesso tempo comunque custodire la bellezza delle piccole comunità, dello stare insieme anche con la semplicità del vivere da cristiani. I giovani che cosa si aspettano da questo cammino futuro? Ma sicuramente penso, almeno io, ma vedo anche gli altri ragazzi che hanno partecipato, tanta voglia di cambiamento, di spendersi con passione, con fedeltà, con sincerità, ecco, e poi comunque sempre scoprendo il senso del Vangelo nella vita. Ecco.
Grazie, grazie a Isabella. Intanto vedo pronto qua il nostro coro. Posso fare un giro di nomi della prima fila? Soltanto della prima fila. Vediamo, tuo nome? Martina. Martina. Vittoria. Vittoria. Gabriela. Benedetta. Aurora. Chiara. Elena. Simona. Matilde. Zoe. Lorenzo. Tommaso. Allora, dalla terza fila in poi al prossimo canto, va bene? Ok, un applauso. Bene. Il coro insieme a Nicolò adesso ci canta la canzone Preghiera, scritta da Fabrizio, il papà di Nicolò, diciamo una famiglia tutta musicale, e invece la musica è stata scritta da Andrea Guglielmelli, che vogliamo ricordare anche in questo pomeriggio. La canzone di prima, Brivido, era proprio dedicata a lui. Allora ascoltiamo Preghiera. Padre nostro, ascoltami, questa sera sono qui, proprio come mi hai insegnato, io ti parlo, ascoltami, ti racconto un po' di me, dei problemi e dei miei guai, e se è vero che ho sbagliato, so che mi perdonerai, perché sento una pace speciale nel cuore, ogni volta che resto da solo a pregare. Padre nostro sei nei cieli, ma ti sento dentro me, ti ringrazio per la vita e che sorride intorno a me, per la corsa felice sul prato tra i fiori, per il quadro dai 1000 colori, per la vita che c'è in te, per la vita che c'è in me, per l'amore che c'è in te, per l'amore che c'è in me. Dacci oggi il nostro pane, dallo ai bimbi che hanno fame, ferma il braccio del violento, accarezzalo di vento. Padre nostro sei nei cieli, ma ti sento dentro me, ti ringrazio per la vita che sorride intorno a me, questa notte regalami il sonno più vero, ci vediamo domani io e te, per la vita che c'è in te, per la vita che c'è in me, e per l'amore che c'è in te, per l'amore che c'è in me, in me. Grazie. Bravissimi, bravissimi i componenti del coro, mani bianche insieme a Nicolò. Grazie Nicolò. Grazie. E noi ritorniamo qua in piazza. Intanto ci ha raggiunto il Vescovo, facciamo un bel applauso al Vescovo che ci ha raggiunto per partecipare e condividere con noi questo momento di festa. E noi ora andiamo così a carrellare sul territorio della diocesi. Abbiamo una signora che fa parte del vicariato Valle Sturla. Borzonasca, Borgonovo, Montemoggio, San Siro,
tutte queste piccole frazioncine, e devo dire che questo percorso è stato molto bello e se posso dire la parola chiave che alla fine di questo lavoro ci ha accomunati è l'accoglienza. Accoglienza, avere lo sguardo rivolto verso le necessità delle nostre parrocchie, cioè soprattutto in territori così vasti, così frazionati, spesso non ci si accorge di quello che ci abita nella porta accanto, no? Cioè delle esigenze che ci sono. E quindi da qui penso che partiranno dei progetti per appunto essere più attenti agli altri, alle famiglie, all'accoglienza delle famiglie, all'accoglienza dello straniero, che da noi è abbastanza numeroso, quindi veramente una chiesa in uscita, come si diceva l'anno scorso appunto nel congresso, una chiesa attenta all'altro. Voi come avete lavorato? Quanto vi siete visti? In che modo si è svolto un po' questo cammino? Ma ci vedevamo più o meno una volta al mese, eravamo divisi in due tavoli e quindi ci scambiavamo queste riflessioni e ripeto, ci siamo resi conto di come sia così nell'era tecnologica delle telecomunicazioni e di tutto, alla fine non sapere che ci sono effettivamente delle priorità e in questo percorso abbiamo anche affrontato appunto il discorso della famiglia per quanto riguarda, no? Anche io per esempio sono catechista e ci viene spontaneo dire ci vuole anche l'appoggio della famiglia, quindi un'accoglienza in più, un'attenzione in più alle famiglie e a tutte le esigenze che questo comporta. Bene, grazie anche per questo contributo e ora vedo che Don Luca è già pronto con un altro ospite. Grazie, sì, è l'ultima parola che prendiamo in oggetto in questo pomeriggio, dopo l'ascolto, il discernimento, la scelta. Ci piaceva raccogliere anche la bellezza di questo lavoro con la parola fraternità, comunione. Qui insieme a me c'è Suor Manuela Rigato, Suora Benedettina di Rapallo, quindi un po' più in qua perché... Anche il mondo della vita religiosa ha partecipato a questo lavoro sinodale dei tavoli. Tu intanto in quale lavoro eri? Io ero nel gruppo di Uscire, insieme a... eravamo un bel gruppo, una ventina di persone e diciamo che da subito ci siamo trovati subito a nostro agio. Io penso che il discorso di comunione sia nato proprio quasi distinto. Eravamo quasi non tutti delle stesse parrocchie, quindi c'è stato anche una comunione anche da questo punto di vista. Abbiamo lavorato molto bene, anzi alla fine dei lavori abbiamo chiesto, cioè ci siamo detti tra di noi, abbiamo desiderato tutti insieme di rivederci una volta in più, proprio per una condivisione così che fosse al di fuori dei lavori. Penso che la cosa bella, secondo me, che un miracolo a livello sinodale ci sia stato in questo piccolo gruppo, e questa comunione, questa amicizia che è nata, a prescindere anche dal lavoro, credo che sia già un piccolo frutto di quello che vuole essere invece il lavoro desiderato dal nostro Vescovo. Spero che possa essere anche questo, come dire, una piccola cartina tornasole che si può fare veramente qualcosa insieme. È stato bello, come dicevi, raccogliere questa esperienza nelle case, perché i tavoli si sono realizzati poi non solo nelle parrocchie ma anche nelle abitazioni, quindi anche dando una dimensione più familiare possibile a questa esperienza di comunione che, come dicevi, per il tuo gruppo, ma immagino anche in tanti altri gruppi, diventerà anche un'esperienza di amicizia che continuerà anche dopo il lavoro fatto. Grazie a Suor Manuela Rigato. Vi viene consegnato in questi minuti il fascicolo che contiene le linee guida che tra poco Monsignor Tanasini offrirà a tutta la diocesi. Ricordiamo che è soltanto una parte, le copie non sono disponibili per tutti, almeno in questa sede. Si potrà trovare poi l'integrale sul sito della diocesi e poi nelle parrocchie di appartenenza. Alberto. Bene.
Come annunciato, allora accogliamo il nostro Vescovo con il desiderio di metterci in ascolto della sua parola. Possiamo domandarci, qualcuno lo farà certamente, perché una convocazione così solenne? Il motivo è che il momento è importante e abbiamo voluto che la nostra comunità diocesana se ne sentisse coinvolta, non fosse possibilmente soltanto ciò che interessa gli addetti ai lavori. Ritengo infatti che sia importante portare a compimento il lavoro al quale si sono dedicate più di 600 fedeli in 2 anni in tutta la diocesi. Un lavoro dedicato a rispondere alla richiesta di Papa Francesco, che anche la nostra Chiesa si metta in gioco per un rinnovato annuncio del Vangelo. Ed è importante, fondamentale l'annuncio del Vangelo. Come è importante scuoterci come comunità e come singoli fedeli per essere più adeguati a questo impegno. Ecco il motivo del rilievo e della solennità che abbiamo dato a questo momento. Subito voglio ringraziare tutti coloro che hanno accettato di partecipare al lavoro nei 2 anni trascorsi. Non meno ringrazio voi che avete accolto oggi l'invito di essere qui. Abbiamo voluto che il nostro incontro non avesse la veste di un convegno togato, formale, ma che avesse il tono di una festa gioiosa, ricordando le parole del Salmo: ecco quanto è bello e quanto è soave che i fratelli si trovino insieme. E che la nostra Chiesa mostrasse la sua unità in un momento così importante, di cui tutti ora siamo chiamati ad avere consapevolezza. Ecco, io vi presenterò un documento che è il frutto del lavoro di cui ho parlato, di 2 anni. Però ho accettato volentieri il suggerimento di non fare semplicemente una lettura, che può essere anche noiosa, tanto più che nei libretti che vi sono dati, attraverso questi libretti potrete leggere, spero lo facciate, leggere e riflettere su quello che è stato scritto, ripeto, su indicazione, come frutto di un lavoro fatto. Ma cercherò di fare una presentazione discorsiva che ci permetta dunque anche di chiarire quei punti che eventualmente siano un po' più formali, un po' più tecnici. Dunque tutto è teso all'annuncio del Vangelo. E ogni rinnovamento
che vogliamo operare, ripeto, su invito del Papa Francesco, non è un rinnovamento tanto per cambiare qualcosa e neanche soltanto un rinnovamento per organizzare meglio le cose, ma è prima di tutto, teniamolo presente, per poter essere in grado di annunciare il Vangelo. Perché siamo consapevoli che la buona notizia di Cristo Gesù, questo è il Vangelo, la buona notizia di Gesù, non si tratta di parlare di principi, di insegnamenti, ma una persona. Bene, questa buona notizia è un dono che abbiamo ricevuto e che a nostra volta vogliamo diffondere, perché ne siamo debitori. Oltre al fatto che Gesù lo ha chiesto, noi siamo debitori agli uomini di questo annuncio e a nostra volta vogliamo diffonderlo e tenerlo vivo tra gli uomini. E ho detto gratuitamente, sono parole del Vangelo di Matteo, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Cioè in questo modo vorrei spazzare via ogni pensiero che questo sia per interesse, per rimpolpare le fila, perché sono meno quelli che vanno in chiesa. Non è questo il motivo che ci muove. Il motivo è che vogliamo far conoscere queste parole di vita per la salvezza degli uomini. Abbiamo ricevuto, vogliamo dare. Quindi, prima di tutte le linee organizzative e le strategie personali, è necessario lasciarci spingere dall'amore di Cristo, come dice l'Apostolo Paolo. L'amore di Cristo ci spinge. E quando diciamo amore di Cristo intendiamo l'amore per Cristo, e questo significa averlo incontrato, averlo conosciuto, essere convinti che mi ha amato e ha dato se stesso per me, come dice ancora l'Apostolo, essere consapevoli che Lui è il dono di Dio, che manifesta l'amore del Padre per noi, e quindi essere innamorati di Lui. Troppe volte noi ci fermiamo a ciò che è esterno, ma se non c'è Cristo per noi al centro, è tutto inutile. Non avremo mai la forza vera di testimoniare, di annunciare il Vangelo. Quindi l'amore per Cristo, ed è già un impegno questo, non lo diamo per scontato. Non diamo per scontato che sia così vivo per noi l'amore di Cristo. L'impegno è ravvivarlo. E poi l'amore di Cristo vuol dire l'amore che viene da Lui. Avendolo ricevuto, noi non possiamo non darlo a nostra volta. E quindi ci spinge l'amore per le donne e gli uomini del nostro tempo. E ci chiede di lasciarci rinnovare, ecco la parola, rinnovare da questo amore, prima che da tutto il resto che possiamo fare. Rinunciando a chiuderci su noi stessi e rinunciando a ciò che è puramente formale, esteriore, e che non obbedisce alle esigenze della fede nelle attuali condizioni. Ecco, di qui il principio, il criterio del rinnovamento. E il primo annuncio di Gesù avviene col vivere il Vangelo. Se viviamo il Vangelo,
possiamo annunciare il Vangelo, perché se lo viviamo possiamo mostrare la forza efficace del Vangelo, come incide sulla vita degli uomini. Vivere il Vangelo osservando i suoi comandamenti. Gesù ha detto: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ed ha aggiunto: il mio comandamento è questo, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Da questo, dice ancora Gesù, tutti sapranno che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Tutti sapranno, tutti vedranno, tutti scopriranno da dove viene la vita in Cristo, se voi darete questa capacità di mostrarlo. Gesù ha detto ancora: come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ci tengo, rileggendo queste parole del Vangelo di Giovanni, a dirci che non sono belle citazioni da fare in chiesa, sono parole da vivere, e finché non le viviamo rimangono sulla carta e non diventano Vangelo annunciato. Comunque le parole che io ho citato, che ho richiamato, sono le radici della comunione. Cosa intendiamo con questa parola comunione, che può essere fraintesa? Fraintesa perché per noi la comunione vuol dire andare all'Eucaristia spesso. Chiamiamo quella la comunione, ed è certamente una comunione con il corpo di Cristo. Ma quando usiamo questa parola in senso pieno, intendiamo parlare del legame che raccoglie i credenti in Cristo. Parlare del legame che raccoglie tutti i credenti in Cristo. Questa è la comunione. E che condividono la stessa fede, la stessa vita divina che è donata, l'essere figli di Dio, e la carità fraterna. Ecco, questa è la comunione, e alla sua radice nella comunione delle persone della Santissima Trinità. Bene, sono convinto che vivere davvero la comunione oggi più che mai possa fare breccia nell'individualismo che è diffuso e che nello stesso tempo è fonte di tanta sofferenza tra gli uomini. Quindi è decisivo per noi, è già un impegno quello che vi dico, un impegno forte della nostra Chiesa, quello di crescere nella comunione concreta. Ripeto, non facendone soltanto l'oggetto di un'elevazione spirituale, ma portandola nella vita. L'esperienza del lavoro che ci ha portato qui oggi lo conferma. Nelle testimonianze avete già sentito che il camminare insieme, il sederci attorno a un tavolo, interessati alla vita della nostra comunità, ha risvegliato in chi ha partecipato attenzione, desiderio di partecipazione, rinnovato desiderio di partecipazione alla vita della comunità, senso di responsabilità, gioia dell'incontro e della condivisione. Questa è stata l'esperienza dei 600. Vorremmo che fosse l'esperienza di
tutti se possibile. Fosse un'esperienza che facciamo. E io chiedo che non si abbandonino queste, che non abbandoniamo come Chiesa chiavarese questa esperienza sinodale che lo stesso Papa Francesco ci chiede di attuare. Voi sapete che il riferimento del nostro lavoro è stato il Vangelo, la parola di Dio, ed è stata l'esortazione di Papa Francesco Evangelii Gaudium, l'esortazione programmatica del suo pontificato. Ed è anche una indicazione che lui ci ha dato nel discorso al convegno di Firenze, su cui ritornerò. Bene, parlavo di comunione concreta. Chiedo ai pastori di essere i primi a dare l'esempio con la loro comunione fraterna. Ma chiedo anche a loro di incentivare occasioni e modi di incontro, in modo che i fedeli siano sollecitati a partecipare. Chiedo che siano rispettate le prerogative e la dignità dei membri del popolo di Dio. E che i fedeli sappiano che non ci sono fedeli di serie A e di serie B, ma che tutti i fedeli partecipano della dignità di figli di Dio e tutti sono chiamati a vivere la vita della Chiesa con responsabilità. Vanno dunque rispettati. E questa convocazione, che ho sottolineato, non è per addetti ai lavori, questa convocazione vuole essere proprio un gesto di rispetto per i fedeli della nostra diocesi, per tutti i credenti. Quello che chiedo che avvenga nelle singole comunità, nelle nostre varie comunità, e chiedo che avvenga negli ambiti di comunione pastorale. Ecco, subito spiego questa parola ambito per chi non la conosce. La nostra diocesi è organizzata, tutti sanno, in parrocchie, però sono organizzate ulteriormente in gruppi di parrocchie ampi che sono i vicariati. Sono 5 i vicariati della nostra diocesi. Però per il lavoro concreto abbiamo ulteriormente organizzato degli ambiti di comunione, cioè abbiamo chiesto alle parrocchie che sono più vicine l'una all'altra di lavorare insieme. Qui sarebbe lungo il discorso. In Italia tutte le diocesi stanno facendo i conti con difficoltà pastorali e si sono cercate varie soluzioni. Le unità pastorali, ecco, se qualcuno vorrà approfondire potrà farlo, ci sono delle pubblicazioni anche al riguardo. Però noi abbiamo preferito questo sistema, gli ambiti, cioè degli ambienti, delle zone dove si può lavorare insieme, senza mortificazione. Ci sono delle diocesi che hanno deciso di unificare fisicamente tante parrocchie, non proprio arrivando alla soppressione ma quasi, togliendo i parroci e facendo sì che i preti si prendessero un pezzo non di popolazione ma di ambito di lavoro. Per i giovani un prete si occupa dei giovani, un prete si occupa delle famiglie, un prete
sotto un unico grande parroco. Ecco, noi abbiamo preferito mantenere un po' la nostra realtà, ma cercando di favorire un lavoro comune condiviso, dove dunque nessuno è mortificato, per attività che possono essere, ad esempio, la formazione dei catechisti o altre iniziative che si possono fare insieme. In questo modo troviamo anche la possibilità di raccogliere le forze. Ecco, strumenti efficaci allora per fare quello che abbiamo detto, crescere nella comunione, riteniamo che siano i consigli pastorali di ambito, ecco, che chiedo di istituire con dei compiti specifici: garantire la comunione tra le comunità dell'ambito, favorire lo stile sinodale. Cosa vuol dire? Stile sinodale, camminare insieme, i tavoli, l'entusiasmo del dire ma continuiamo a lavorare così. Bene, nelle singole realtà, nei singoli ambiti, ci sono certamente delle questioni che vogliamo affrontare. Invece di farlo in modo ristretto, si può valutare che sia il caso di fare un lavoro sinodale, cioè fare come abbiamo fatto in questi 2 anni, convocare i fedeli, tutti i fedeli che vogliono partecipare, per affrontare insieme questi argomenti, queste situazioni e cercare delle soluzioni, quindi condivise. Questo vuol dire che i consigli hanno il compito di proseguire nel lavoro sinodale. Non si può fare un elenco di casi, bisogna scoprirlo lì, dove si vive, dove si vede la necessità di questo intervento. Questi consigli pastorali di ambito, ai quali darò un regolamento, qualcuno ce lo ha già, perché qualcuno ha già cominciato a lavorare in questo modo, e cercherà ogni ambito di lavorare secondo questo indirizzo. Un altro compito di questi consigli sarà l'attenzione alla comunità ampia delle persone che vivono nel territorio, perché le nostre comunità ecclesiali siano luoghi di incontro e di ascolto reale e rispettoso dei bisogni e delle domande delle persone che vivono nel territorio, siano promotori di dialogo e collaborazione e infine garantiscono e promuovono l'attività caritativa, che peraltro è diffusa in diocesi, ma può essere meglio coordinata ed estesa. Non dimentico coloro che professano i consigli evangelici, consacrati nel mondo e religiosi e religiose, ai quali chiedo di essere testimoni del Vangelo, e specie alle comunità religiose chiedo di essere testimoni della comunione fraterna. Quindi promuovere la comunione, lavorare per questa unità, superamento di tutti i muri divisori. Tutti hanno constatato, dico nel lavoro dei tavoli, la necessità di formazione. Per noi non si tratta di cercare una crescita intellettuale o semplicemente culturale, ma si tratta di perseguire la crescita per la vita cristiana.
per una testimonianza efficace e per dare fondamento al servizio ecclesiale. Ormai sono diffusi i servizi ecclesiali ai quali partecipano tutti i fedeli, o molti di essi. C'è bisogno di farlo non così perché si è sempre fatto così, ma per la consapevolezza con la consapevolezza di quello che si è chiamati a fare. La prima formazione deve riguardare la conoscenza del Vangelo, in modo che si colga la sua forza di plasmare davvero la vita. Conoscenza profonda del Vangelo, conoscenza appunto del Vangelo che penetra la vita. Questo impegno di conoscenza del Vangelo nasce dal fatto che proprio nel lavoro dei tavoli intanto si è sempre partiti dal Vangelo e molti hanno detto: ma non lo conosciamo abbastanza il Vangelo, lo conosciamo come un libro, lo ascoltiamo in chiesa in un'omelia, ma una conoscenza viva in realtà non l'abbiamo. Anche, mi risulta, in un consiglio pastorale è stato detto, parlando della necessità di testimoniare il Vangelo, uno ha avuto il coraggio di dire: ma noi il Vangelo lo conosciamo? Membro di un consiglio pastorale parrocchiale, quindi una persona impegnata. Ha avuto questa onestà di dire: ma noi il Vangelo lo conosciamo? Ebbene, questa domanda la ribalto. Noi il Vangelo lo conosciamo o abbiamo bisogno di conoscerlo? Abbiamo bisogno di fare in modo che questa conoscenza, ripeta, incida nella vita. Scopriamo come plasma la vita. Dal punto di vista dell'attuazione di questo impegno, ritengo che ci debba essere un riferimento comune per la diocesi e nello stesso tempo si tenga conto che le modalità debbano essere adeguate alle varie situazioni. E allora io do un riferimento comune e chiedo che ogni anno si faccia la lettura del Vangelo proposto dalla liturgia domenicale, ma non solo alla domenica in chiesa quando andiamo a messa, ma in vari modi. Ripeto, ogni ambito valuti come impostare questa lettura, se con un programma continuato, se in determinati tempi dell'anno, se con incontri comuni, se con gruppi di ascolto in vari luoghi dell'ambito. Insomma, si valuti, e qui è importante il lavoro del Consiglio pastorale di ambito, si valuti come è meglio per quell'ambito lavorare, organizzare l'ascolto, la lettura approfondita del Vangelo. Io chiedo che comunque ogni ambito comunichi al Vescovo all'inizio dell'anno il programma annuale di lettura del Vangelo, come si è deciso di fare e in che modo, in che tempi e così via. E chiedo di non fare solo un invito generale, anche questo l'ho preso dal lavoro dei tavoli, ma di invitare personalmente le persone, un contatto personale. Non basta dall'altare dire c'è questo incontro, ma cercare di informare direttamente le persone. Ad esempio facendo pervenire un invito del parroco che informi della proposta. Un invito che arrivi alle famiglie, che arrivi alle persone.
Comunque non ci si lasci fermare dall'eventuale esiguità della risposta. Non si dica non vale la spesa perché tanto partecipino in pochi. Non sia criterio il numero dei partecipanti, ma la volontà di far entrare il Vangelo nella vita. Non importa se sono tanti o pochi che rispondano, l'importante è che ci sia qualcuno che risponda. Bastano pochi che desiderano fare questo cammino a giustificare di farlo. E sicuri l'efficacia di una lettura approfondita. Ecco, mi sono fermato molto su quello che è la formazione attraverso la conoscenza del Vangelo. Ci sono anche altre forme necessarie di formazione. Chiedo anche di curare la formazione delle persone impegnate in un ministero ecclesiale. Primi fra tutti la formazione dei catechisti, che si dedicano alla trasmissione della fede per la vita cristiana ai più giovani. E poi si offrono iniziative di formazione per gli educatori e gli animatori dei gruppi giovanili. Si tenga presente che ci sono altre iniziative di formazione offerte dalla diocesi, come quelle dell'ufficio liturgico per i ministri straordinari della comunione e per i lettori. Noi siamo un po' abituati per le letture a dire improvvisare. È la lettura della parola di Dio, vi ricordo, ed è un annuncio sacramentale durante la liturgia. Non è una lettura qualunque. L'ufficio liturgico da tempo fa corsi di formazione per lettori, ma dato che si è visto che facendoli qui in centro pochi partecipavano, pochi lo sapevano, l'ufficio quest'anno ha deciso di andare là dove perlomeno c'è la disponibilità e là fare la formazione di un gruppo di lettori. Ci sono state anche delle belle risposte, già. Tanto per citare la Val Graveglia, erano una cinquantina che hanno fatto il corso di lettori. A Sestri e San Bartolomeo della Ginestra c'è stato un altro corso. E comunque ce ne sono stati altri e io spero che continui questo e che ci sia la passione di prepararsi, perché vuol dire che c'è la consapevolezza del valore della parola. Chiedo anche di valorizzare la scuola di teologia diocesana, contribuendo attraverso il dialogo con il direttore a rendere la sua impostazione sempre più rispondente alla necessità di una formazione qualificata a servizio della comunità. Ricordo anche che c'è il servizio che offre la scuola di musica sacra e del canto liturgico. Altro argomento, le celebrazioni liturgiche. Parto dal verbo trasfigurare. Allora faccio un inciso per spiegare. Nel 2015 si è tenuto il quinto convegno ecclesiale a Firenze, quello a cui facevo riferimento parlando dell'intervento del Papa. E il lavoro si è articolato secondo 5 verbi che sono stati desunti da Evangelii Gaudium, l'esortazione del Papa Francesco. Questi verbi erano uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. E in realtà il lavoro dei tavoli ha tenuto conto, si è riferito a questi verbi. Non tutti i tavoli l'hanno fatto nello stesso modo, però il riferimento c'era.
Allora ritorniamo al verbo trasfigurare. Questo verbo ha provocato a trattare delle nostre liturgie, soprattutto delle liturgie eucaristiche, cioè delle messe. Perché trasfigurare? Perché la liturgia è un ponte fra il cielo e la terra, non nel senso che sia una evasione dalla realtà, ma una trasfigurazione della realtà, un innalzamento della nostra esperienza quotidiana. È il momento in cui la nostra vita, quella che viviamo in casa nostra, nel lavoro, nella scuola, viene offerta al Padre. È un gesto di lode e di invocazione, di comunione fraterna. È una finestra che si apre sull'infinito, che innalza a Dio amore. Bene, questa è la prospettiva, queste dovrebbero essere le nostre liturgie. Però noi abbiamo la realtà con la quale quello che ho detto contrasta, o meglio che la realtà che contrasta con quello che ho detto. Chi di noi vive la liturgia così? È aiutato a vivere la liturgia così? Molte delle nostre celebrazioni appaiono trascurate da tanti cristiani con molta noncuranza. Sembra normale non partecipare alla messa domenicale. Sembra che ci siano delle esperienze molto più urgenti, molto più importanti, molto più interessanti. E allora questa realtà, a mio avviso, testimonia da una parte delle incapacità di riconoscere il valore del dono che il Signore ci ha fatto con l'Eucaristia. Trascuriamo il dono di Dio. Se tu conoscessi il dono di Dio, diceva Gesù alla Samaritana, e noi lo trascuriamo il dono di Dio. Da una parte quindi siamo incapaci di riconoscere il valore del dono, ma testimonia anche della inadeguatezza delle nostre celebrazioni a farlo percepire. Dobbiamo dire che troppe celebrazioni non sono tali da fare percepire quanto abbiamo detto. E non si tratta di suscitare un interesse esteriore, ad esempio con la spettacolarizzazione delle celebrazioni, ma di toccare le corde dello spirito. Le liturgie in se stesse sono evangelizzanti, non solo perché si legge il Vangelo, ma per come le si vive. Certamente celebrare le liturgie che abbiano quel volto è un dono dello Spirito Santo, che sa ravvivare il senso del mistero coniugandolo con la gioia dell'Assemblea dei Fratelli, ed è frutto dell'evangelizzazione. Ma che fare da parte nostra per dare una migliore impronta alle nostre liturgie? Questa è la domanda. La prima risposta che mi viene è curandole meglio, con le nostre forze, non improvvisandole ma preparandole, con la consapevolezza che la liturgia è culmine e fonte della vita della Chiesa e non un gesto tra gli altri. E un tale impegno non deve riguardare il solo sacerdote, ma anche i fedeli che sono chiamati a coinvolgersi in questa preparazione. E allora, in concreto, è auspicabile che si curi con finezza l'ambiente della liturgia, gli arredi ordinati e puliti, i libri liturgici non strappati, non sporchi, l'ordine della Chiesa, la pulizia, i fiori in modo adeguato.
sono le cose esteriori se volete, ma intanto danno un tono all'ambiente. Che si preparano i canti, le sobrie munizioni per aiutare i fedeli a meglio comprendere la preparazione dei lettori, dicevo prima, che preparino la lettura delle letture loro assegnate, che siano già predisposti i ministri della comunione là dove è necessario e non chiamati all'improvviso, che siano preparati i nostri ministranti, i chierichetti. Ci sono delle parrocchie ammirevoli, ci sono delle situazioni invece in cui i ministranti non ci sono. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium chiede ai sacerdoti celebranti di preparare con cura l'omelia. Dedica molte pagine a questo Papa Francesco. E chiedo ai sacerdoti celebranti di tenere presente quanto il Papa diffusamente ha scritto. Si chiede ai fedeli di rispettare la natura del luogo sacro, il luogo dove si celebrano i sacri misteri, che vuole offrire il clima della preghiera e del raccoglimento, quindi del silenzio. Quello di avere un po' di silenzio in chiesa sembra un'utopia, vi dico sinceramente. Quando il vescovo arriva per dare le cresime, a volte deve farsi largo tra le persone che non gli danno spazio per entrare e arrivare all'altare, perché devono chiacchierare in mezzo alla chiesa. Ecco, vorrei che si ritornasse ad avere il senso del luogo in cui si è. Abbiamo, grazie a Dio, buone strutture ausiliarie per le attività extraliturgiche, sale, saloni, teatri. Rispettiamo le chiese, non utilizziamole come sale multifunzione che tolgono la percezione di ciò che è loro proprio. Chiediamo il raccoglimento, soprattutto nell'approssimarsi delle celebrazioni, come preparazione immediata. L'ufficio liturgico è disposto a dare ogni aiuto e proporrà iniziative per la formazione liturgica. Questo gli è stato chiesto da vari vicariati. Si obietterà che tutto questo è bello, ma in molti luoghi pressoché irrealizzabile, soprattutto nelle piccole comunità, dove le assemblee liturgiche sono ridottissime nelle persone, dove è molto difficile ordinare le celebrazioni, dove il celebrante è tenuto ad affrettarsi per rispondere a esigenze di più celebrazioni in un tempo ristretto, correndo da una chiesa all'altra, semmai in valle, quindi salendo, scendendo per strade anche impervie. E quindi la celebrazione deve essere accelerata per avere il tempo di andare dall'altra parte. Sono situazioni che vanno affrontate con delicatezza verso le comunità, ne sono consapevole. Non vogliamo entrare a dire così, no, voglio che le comunità sentono una delicatezza verso da loro, ma nello stesso tempo vanno affrontate con serietà, valutando l'urgenza di quello che dico, perché è ragionevole prevedere che tali situazioni potranno rapidamente aggravarsi. Non sono pessimista. I preti diminuiscono e noi siamo già fortunati. Io sono uno dei pochi vescovi che tutti gli anni, eccetto 2, ho ordinato dei preti in diocesi. Altre diocesi non hanno avuto questa fortuna e sono anni che non ordinano nuovi sacerdoti. Voi direte, allora noi siamo tranquilli. E no, perché sono insufficienti, nonostante tutto, i sacerdoti che stiamo ordinando. Da una parte io do atto a una comunità nostra diocesana di essere tale da promuovere vocazioni. Questo lo riconosco e ne ringrazio Dio
e ringrazio chi partecipa. Tutti coloro che pregano per le vocazioni, e sono tanti, le ore di adorazione per le vocazioni, ma nello stesso tempo avverto che il numero sta diminuendo. L'altro motivo per cui mi fa fare questa affermazione di urgenza è il fatto dello spopolamento di tante comunità, per cui la partecipazione all'Eucaristia è più scarsa perché ci sono meno persone e molte sono anziane e non possono neanche uscire di casa. Quindi è necessario intervenire. Dobbiamo studiare il problema, cercare di non trovarci all'improvviso nella necessità di un intervento che diventa, perché è urgente, poi poco rispettoso di come dicevo. Cerchiamo insieme le soluzioni, perché sappiate che io sono convinto, e lo farò fino in fondo, che il rispetto delle piccole comunità esige che non li priviamo della cura pastorale. Ed è necessario rispettarle anche con l'affrontare con loro i problemi accennati senza trascurare un impegno formativo per superare chiusure particolaristiche, a volte sono i nostri nemici, il chiuderci a ogni proposta che cerca di affrontare il problema e convincere che le soluzioni proposte non intendono affatto mortificare né l'identità né la dignità. Una proposta concreta che è stata discussa al riguardo è quella delle comunità eucaristiche, cioè del raccogliersi di più piccole comunità in un'unica assemblea eucaristica festiva. È un'esperienza in atto da tempo. Avete capito cosa intendiamo per comunità eucaristiche? Più comunità, più piccole comunità si ritrovano nello stesso luogo a celebrare l'Eucaristia. Questa la intendo con comunità eucaristica. È un'esperienza che è in atto da tempo in varie situazioni analoghe nelle diocesi italiane. Anche nella nostra diocesi c'è già qualche comunità che ha accettato questa proposta con la soddisfazione di celebrazioni più belle nella loro semplicità e anche con il crescere della comunione fraterna. Attraverso questo modo anche si evidenzia che l'Eucaristia è principio di unità fra i fratelli credenti. Le riflessioni, e io le faccio mie, hanno insistito sul fatto che le decisioni per le comunità eucaristiche siano per la crescita e non per la mortificazione delle comunità anche se piccole, siano scelte impastate di futuro, che guardano al futuro e che vogliono garantire il futuro di queste comunità e non scelte di rassegnazione. Che siano luoghi che risanino, che diano un respiro più ampio e tesi a prendersi cura delle persone, a favorire il loro legame con la comunità. Allora affido ai consigli di ambito il compito di valutare e studiare in pratica questa possibilità. Sulla base di quanto emergerà, mi impegno a entrare in dialogo personalmente con le comunità interessate per una decisione il più possibile condivisa. Quando parliamo di queste cose il pensiero va subito alle valli, ma anche la città, anche delle città sono ordinare e armonizzare le celebrazioni delle Sante Messe. E anche in questo chiedo che siano impegnati i consigli di ambito. Chiedo che sia data relazione del lavoro fatto
relazione fatta al Vescovo di quanto stabilito entro l'inizio del prossimo avvento. Questo per le riordino e armonizzazioni delle messe nelle città. Non è giusto che ci siano due chiese vicine che hanno tutte e due la messa alle 17:30, perché si è sempre fatto così. Cosa serve? Poteva valere un tempo, ma oggi c'è bisogno invece di questa apertura. Vanno considerate occasioni di evangelizzazione le iniziative espressione della pietà popolare, che non vogliamo trascurare. Abbiamo parlato della liturgia, ma non dimentichiamo la pietà. I pellegrinaggi, siano preparati i pellegrinaggi, le processioni, siano preparate le processioni, siano pregate le processioni. Non siano giretti con le mani dietro la schiena chiacchierando di qualche cosa, perché allora non hanno senso. Lo dico apertamente, non hanno senso. Ci sono delle processioni che sono espressione di fede e di preghiera, lo devo dire con soddisfazione, ma ce ne sono di quelle. Ecco, quindi chiedo, non intendiamo dimenticarle, trascurarle, chiedo che siano curate. Le espressioni propriamente di preghiera non vanno mortificate, ma curate in modo che siano autentici momenti di fede, occasione di ascolto e di preghiera. Sentivo prima nelle testimonianze che qualcuno ha chiesto per la processione del Corpus Domini che ci fosse lettura della parola e silenzio per meditarlo. Queste sono cose molto, molto belle, ringrazio chi ha questa sensibilità e invito a continuare. Ricordo che anni fa, e non ha terminato il suo valore, abbiamo fatto un documento sulle feste cristiane, perché non si riducono soltanto a sagre, però vanno anche partecipate, appunto siano momenti di ascolto, di riflessione, di meditazione. Possono essere occasioni di quella formazione alla lettura del Vangelo di cui abbiamo parlato. Ancora, il penultimo argomento l'ho intitolato Abitare nella città degli uomini e l'ho aperto con la citazione. Cosa? C'è un testo tratto dalla lettera di Ogneto, che è un autore del II secolo dopo Cristo, che parla dei cristiani. Chi sono i cristiani? Io non leggo il testo, lo potete leggere voi, molto bello, è semplice. Si dice sostanzialmente che i cristiani sono cittadini là dove abitano, dove sono, dove vivono, che portano ciò che hanno ricevuto, cioè il dono che viene dall'incontro con Gesù Cristo. Propongono un modo di vivere che è secondo l'umanesimo cristiano. Ecco, noi anche non vogliamo essere chiusi, vogliamo essere attenti, dicevo, alla realtà del territorio e quindi impegniamoci in questa collaborazione. Ho messo alcuni riferimenti particolari: promuovere l'alleanza tra realtà educative, Chiesa, famiglia, scuola, mondo dello sport. Ho chiesto di prendersi cura delle solitudini, scoprire le solitudini, essere attenti alla realtà delle famiglie oggi. Infine, la carità. La carità non abbia finzioni. L'impegno della carità cristiana nasce da Cristo. Papa Francesco molte volte ha insistito sul fatto
che le chiese e le comunità non possono ridursi ad agenzie assistenziali. L'impegno della carità nasce dal cuore del Vangelo vissuto. Per questo motivo è necessario formarsi, anche una formazione alla carità, andando oltre la buona volontà e la sensibilità, ma che la sensibilità sia legata alla crescita della fede. Nella nostra diocesi sono vive numerose iniziative di carità. Sarebbe efficace creare rete tra queste iniziative, anche qui superando i personalismi e i particolarismi, che è una grande tentazione. La faccio io questo, ed è mia, non voglio condividerla, la condivido solo col mio gruppo. Questa è già l'antitesi della carità cristiana. Caritas diocesana è molto impegnata anche sul piano operativo, però suo specifico è la capacità di formare, l'impegno formativo. Teniamone conto. Concludo. Il lavoro dei tavoli è stato ricco e molto attento alle realtà locali. In questo modo il lavoro ha avuto concretezza, anzi ha già portato frutti di iniziative. Le linee che ho dato qui per tutti desiderano dare un'impostazione comune alla nostra diocesi, ma che questa impostazione va attuata nelle comunità e negli ambiti. Do appuntamento al convegno diocesano d'autunno per una prima verifica sulla recezione di queste linee programmate. Inoltre, nello stesso periodo inizierò la seconda visita pastorale della diocesi, che sarà svolta per ambiti. Tutto questo consentirà di impegnarci insieme sull'attuazione delle linee qui date. Avete notato che ho preferito parlare di comunità piuttosto che di parrocchie. L'ho fatto non per negare il valore della parrocchia, ma per provocare a far sì che le nostre parrocchie si impegnino ad essere vere comunità, non limitandosi all'organizzazione giuridica che può essere presa a pretesto per alimentare i particolarismi. D'altra parte i documenti della Chiesa definiscono la parrocchia comunità di fedeli. Il termine comunità appare meno rigido e apre alla comunione di cui abbiamo bisogno. Così come abbiamo bisogno di spirito di servizio per attuare quanto ci proponiamo. E denuncio un ostacolo, le possibili posizioni acquisite, soprattutto se posizioni di piccolo potere. Io sono questo e questo è mio e nessuno me lo può togliere più. Questo compito, sono ministro straordinario della comunione e devo esserlo in perpetuo, perché se non lo sono più, chi sono io? Invece di pensare che è giusto che ci sia una circolarità, una circolazione. E questo non è soltanto per i ministri o per i catechisti o per altri, ma a volte per cose anche che sembrano più piccole, ma che diventano ostacolo alla creazione, edificazione della comunità. Sono quelle strutture alle quali in Vangeli Gaudium dice che ostacolano, vanno alleggerite in funzione della nuova evangelizzazione. E fido queste direttive alla Beata Vergine Maria, patrona della diocesi, colei che prima fra tutti, al di sopra di tutti, ha servito la parola fatta carne e ha fatto la volontà del Padre. Grazie di avermi ascoltato. Grazie al nostro Vescovo. Adesso la responsabilità di mettere in pratica nei nostri territori queste indicazioni. Avremo già una prima verifica dopo l'estate nel convegno diocesano autunnale. Adesso ci prepariamo a rendere grazie di questo momento con la celebrazione eucaristica, ma entriamo già in un clima di preghiera con l'ultima canzone proposta dal coro delle Mani Bianche.
E allora, come promesso, dobbiamo completare la presentazione. Eravamo arrivati a Tommaso. Allora, il vostro nome? Sofia. Eleonora. Stella. Azzurra. Luca. Giulia. Lorenzo. Alice. Sole. Benedetta. Federico. Eleonora. Letizia. E andiamo anche in ultima fila con i più grandi. Vittoria. Young. Matteo. E naturalmente Nicolò alle nostre spalle. Grazie. Allora un applauso e lasciamo spazio alla musica. Questa sicuramente la sapete tutti, quindi se vogliamo concludere insieme, se volete unirvi al coro, ci fa molto piacere. Grazie. Scende ormai la sera e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora tornerà sempre, perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si fermerà. Qui con noi il sole scende già, resta qui con noi, Signore sera ormai, resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi, la notte non verrà, s'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore vero, come una fiamma che dove passa brucia, così il tuo amore tutto il mondo invaderà. Se tu sei fra noi, la notte